Vi presento un po' di amici che conosceremo nel corso di questa puntata, tutti rigorosamente pescati nel mare Flegreo. Partiamo dalla sogliola, poi voglio presentarvi orate e spigole. Questi sono i moscardini, in napoletano li chiamano i purpetiel perché sono dei piccoli polpi che preparati con spaghetti e pomodorino danno il meglio di loro. Per il pesce azzurro due presentazioni, palamito e dei tonnetti. Una delle principesse, io direi una delle regine del mare Flegreo, questa è la ricciola. Poi c'è un pesce molto particolare, si chiama pesce bandiera in italiano, ma i napoletani la chiamano acurrea, che per intenderci significa la cintura, forse perché assomiglia un po' a una cintura di quelle che si mettono ai pantaloni. Un cibo povero, ma un pesce ricco di sapore e di nutrienti. L'alice, su tutte le tavole d'Italia si trova questo pesce, noi lo assaggeremo dal nostro amico Salvatore, il nostro amico chef che ce lo preparerà, vedremo come, anche perché le alici si possono preparare in tanti modi diversi. Ma senza ombra di dubbio, la cozza è la regina di questi mari. Cozza che si può assaggiare anche così, vedete, con una spremuta di limone a crudo e che io assaggio per voi. Poi vi porto a vedere dov'è che vengono allevate le cozze. Salvatore, No, già, che ci fai? sto facendo un po' di spesa. Per il tuo ristorante? Sì. E che stai prendendo? di Un buono, pomodoro Fabio? cannellino. Che è diverso da quello del Pieno, Sì, ovviamente. il nostro E che questo- differenze c'ha? Questo è tipico flegreo, ma le differenze non te le posso spiegare. Devi venire e ci mangiamo una cosettina insieme. E io questo volevo sentir Va dire, bene. Salvatore. E come lo prepari? Come lo cucini? Con cozze. Facciamo uno spaghetto, cozze e cannellino. Bravissimo. Allora, tu vai in cucina a preparare da mangiare, ci vediamo più tardi. Ti aspetto. Noi nel frattempo invece andiamo a vedere dove vengono coltivate le cozze e dove viene ovviamente coltivato il pomodoro cannellino. La mitilicoltura, cioè l'allevamento dei frutti di mare, è una caratteristica di questa zona da migliaia di anni, fino a quando gli Eubei arrivarono qui per fondare Cuma. In particolare la cozza è la regina della tavola partenopea, questa viene allevata in questa zona e in particolare i napoletani vengono a comprarla a Monte di Procida, per esempio per il Giovedì Santo, perché c'è la tradizione di preparare la zuppa di cozze. Queste sono state appena raccolte, non perdo l'occasione di assaggiarne una con il vero sapore del mare. Buonissima, davvero sa di mare. Coast to Coast è il viaggio alla scoperta dei tesori e dei prodotti che sono diventati delle eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Il pomodoro cannellino si coltiva soltanto da queste parti, è autoctono. Sì, nell'area flegrea. Nasce sulle colline tra Monte di Procida e Bacoli. Il nostro viaggio comincia lontano nel tempo, dobbiamo arrivare a 60.000 anni fa e dobbiamo arrivare a un periodo in cui praticamente sulla Terra non c'era nemmeno l'essere umano, ma qui c'era un'attività vulcanica incredibile. Quando molti anni dopo arriveranno i greci, chiameranno questa terra Flegra.
ardente, che brucia, diremmo oggi in italiano. I Campi Flegrei, una terra che bruciava perché era al centro di un'attività vulcanica molto molto intensa. E 39.000 anni fa ci fu la mamma della regione Campania, perché ci fu un'eruzione talmente devastante, talmente forte ed esplosiva, che sparse le sue ceneri, ricche di sali minerali, su tutta quanta la regione Campania, rendendola una terra assolutamente unica, baciata dal sole, e questo lo sappiamo, ma con una ricchezza del territorio e una fertilità uniche al mondo. Ed è in questa terra che nasce il pomodoro cannellino, da queste piantine che non hanno bisogno nemmeno d'acqua. Si tratta di un pomodoro autoctono, nato in questa zona e cresciuto soltanto in questa zona. Non ha mai avuto alcun tipo di ibridazione o di innesto. Ha bisogno soltanto del sole, che tutti i giorni lo bacia e fa crescere le piantine. Il frutto è sodo, con la polpa molto soda, la buccia è sottile e il sapore è dolce e delicato. Si abbina benissimo ai piatti di terra, quelli della tradizione popolare, ma i pescatori di questa zona hanno imparato a usarlo anche nei piatti di pesce. Per tanti anni è stato a rischio di estinzione, poi grazie al lavoro di tante persone che vengono a coltivare questi pomodori si è riusciti a recuperarlo, e adesso si aspetta soltanto di avere la certificazione DOP.